c'è una grandissima risposta che il governo deve dare a un referendum del Veneto, dove l'anno scorso c'è stata veramente un'espressione di un volere popolare fortissimo. È una sentenza della Corte Costituzionale, quella che ha messo il quesito per il referendum, parlò che nel referendum c'è l'apparenza di un potere costituente. Su quel referendum quindi vi è un potere costituente al quale il governo deve dare una risposta. Io ho preparato la bozza di intesa già dal 2 di ottobre ed è già pronta e già stata consegnata al Presidente Conte. Vi era la necessità che alcuni ministeri sciogliessero alcune loro perplessità, alcuni dubbi, e io mi attendo e richiedo fortemente che questi dubbi siano assolutamente sciolti in tempo brevissimo, in modo da poter firmare l'intesa. Tra l'altro molti esponenti del Movimento 5 Stelle Veneto sostengono, caldeggiano, insistono affinché si proceda sull'autonomia. Lo stesso ministro Di Maio, in visita in Veneto, ha parlato che il dossier sarà fatto a dicembre, sarà sul tavolo del Consiglio dei Ministri entro dicembre.